Sos carabinieri del comando provinciale de Casteddu, che in Sazudu dei Cussor dei Nugor e Tattari, canisperdi una grefa criminale che trafficava droga in sue Casteddu. Sor militares, custumanzano, hanno eseguiu 14 ordinanze cautelarese, 7 in carcere e 7 a sor domiciliarese, firmata da su GIP de su Tribunale de Casteddu. Desoperazione, cominciata a pustir desirrobatoriu a sa aviliale de su Banco de Sardigna de Casteddu, fatto su 15 di agosto de su 2016, da faveddao in una conferenza prosimprenta su colonnello Ivan Giorno, comandante de su reparto operativo. Sos indagaos sono accusados de possesso de droga pro la vendere dai capidanni de su 2016 a maio de su 2017. A una de esas persone a sor domiciliare se li sono imputando per il reato de ricettazione, che in sintesi desa perquisizione hanno accattao merce vurada a una ditta di assemini. A un atteru l'hanno accattao che in una pistola calibru 7,60 chimbe vurada e 7 broccar de sue 3 secoli innantir de Cristoso. S'operazione è scominciata arveschende a oie che imprur de 80 ominese e che in Sazudu de sos cassadores de Sardigna è un elicottero da Elmas. Sos carabinieri desa compagnia della Nusè hanno avviato as indagini pro scoperrere chi in Sardie scoladas accaddà un autista de SARS de Chimbantachimbannoso. Somine, guidando su postale in su cammino che dai Tortolì andata alla Nusè, caccolà un furgone che vita andando troppo a bellu. Quando accabata sa cursa caiutu su postale a su depositu, attaccataus autista di su furgone, chi che la falau da su postale l'accaddau e siccher fughiu sena lasciare tratta. S'autista de su postale de SARS è andau a su pronto soccorso de ospedale della Nusè, che aiata un dolore e conca vortemeda. A sor dottorese la contau che poco prima un uomine disconnottu la accaddau. Direttu ermughias a denunzia e sos carabinieri desa compagnia della Nusè hanno avviato as indagines pro scoperrere chi esti stau. Custumanzano, in suo municipio de Bonifacio, hanno fatto una consulta Corso Sarda, organismo interistituzionale delle assemblee de corsi che Sardigna. In sintesi de sos traballos, o presidio de sos presidentes Talamoni e Ganau, hanno faveddao de quistiones istituzionales che a sos 70 anni de autonomia, s'insularidade, sa riforma costituzionale in Francia, sa relata supra s'evoluzione statutaria desa Corsica e sa deliberazione supra su venidore desa politica de coesione, sor documento supra sa tutela linguistica, documentos in materia de politica sociale, due relatas in materia de istruzione e una che pertocca tas ambiente e sa gestione des Arbucar de Bonifacio. Erde importumannu a amparare e a fortiare sas politicas de coesione a livello europeo, contrastande sa punna a centrare funzione, risorse e servizios a Ganau. Sas politicas de coesione si deppene previdere che in interventos a misura pro sa regiones peninsulares. Sa relata supra su venidore de sas politicas de coesione in Europa riconoscete che sas strategias macroregionales rappresentano uno de sus istrumentos principales de attuazione de sas politicas de coesione che querene minimare sas differenzias intre sas regiones e ponne spari sas forzas in favore de crescita e occupazione. Sa Sardigna deve pagare 1,5 miliardi di euro pro risanare sa scassar desistadu, un contributo che pone in pericolo s'isula e su sistema regione. Sa denunzia arribata dai sos presidenti della commissione e bilancio Franco Sabattini e autonomia Francesco Agus che hanno annunziato s'avvio di una avvertenza nuova che in si stadu, un iter che ha da cominciare crasa che in sa settia compartia desar duas commissiones. Ammusu a cominciare che in sa audizione de sos assessores a sos entes locales e a sa programmazione e de sos rappresentantes de ANCI e CAL a Nau Franco Sabattini. S'obiettivo è di arrivare a una risoluzione de presentare a su cussizzu. Sa questione seria e meressete un dibattito pubblico. Sabattini e Agus hanno aumentau sos trasferimento ormancauso pro 100 milioni di euro. In su 2017 si stadu a sos entes locali li dava 868 milioni di euro, tanto che er minimao in su tempo su vinzas arribare a sor 220 milioni di euro di su 2017. 82 milioni di tassas provinciales si lor mantenete s'agenzia de sas intradas chi
appustis che lo stramu da tassistatu. Este una situazione pesante meda, nausa Battini, e si accustus annanghene so 680 milioni di euro di accantonamentos sa questione drammatica. Arriscammosu de non resessire a parare fronte a sorbisonzor de sos comunes sardoso. Sa questione si dia pode risolvere in s'attivazione des agenzias sarda des as intradas. Quando mancano a poco mesi a sa selezione regionale, su centrodestra cominciava a prettare sa giunta a Pigliaru. Questo Manzano, Forza Italia in Castello, a tamania un addobbio prova a vedere de traballo, che in su professore Severino Nappi, responsabile del settore Mezzogiorno, su senatore Emilio Vloris, che va che parte della commissione traballo, e su consigliere regionale Stefano Tunis. Che in sa giunta a Pigliaru, sa Sardegna è storrada a co in tutto. S'economia è speiorata e siamo storrauso in obiettivo 1 dell'Unione Europea. S'offerta de traballo è menguante. Su ciclo formazione e istruzione fallio a dispetto di tutto su dinari a disponimento. All'unarrere su capogruppo de Forza Italia Alessandra Zedda, che ha espressato pistichin suo pro su venidore della Sardegna, che a fronte desordato negativo della regione, dos provvedimenti sprurrechentes del governo nazionale che a su decreto dignidade arriscano di addasiare galo de plus economia. A pustir de decanor desa crisi di su 2008, a nauso cussizeri Tunis, sa situazione desa Sardegna no ata mezz'orao in nuda. Sos occupaus in s'industria in sedilizia sono minimauso e pezzi su settore deso servizio si è ripreso un upacu. Su senatore Vloris ha fatto ischire che su partiu sa tempinnare, cominciando da esaddobbio de Crasa che in su ministro Di Maio, promudare su decreto in due punti importanti. S'aumento dai 24 a 30 mesi pro sos contrattos che colano dai tempur determinau a indeterminau e sa torrada desor voucher.